arrivano a rete anche Perfect e Pepe, leggermente discosto dall'ala invece Plutonio, la macchina ha completato la curva di sinistra, adesso entra nella retta opposta alle tribune, autostart che prende velocità e stacca in questo istante lungo la corda Perfect Font, all'esterno è veloce Parinaz, fra i due Pepe Tav desiste e si accoda, Perfect lascia sfilare Parinaz che con 200 iniziali in 13.8 è battistrada, Perfect Font di rincalzo davanti a Pepe Tav, poi Paride Plutonio, a largo Peredil Baba. Il passaggio ai 200 abbiamo detto in 13.8, il quarto iniziale va via in 30.8, ha ridotto drasticamente il ritmo Parinaz che porta a spasso la compagnia al passaggio di fronte alle tribune. La segue Perfect davanti a Pepe, poi Paride, Plutonio e Peredil. 47 per i primi 600 metri, fila indiana quando si va lungo l'arco della penultima curva, il primo a muovere le acque è Paride, lo segue Plutonio, intanto Parinaz approda al paletto degli 800 iniziali in 1.3,5, Perfect è sempre nella sua scia davanti a Pepe Tav, Paride all'esterno si porta appresso Plutonio, chiude il gruppo Peredil Baba, concorrenti che vanno al completamento del primo chilometro, 1000 iniziali che Parinaz passa sul piede dell'1.19 scarso. Si è andati piuttosto piano nella prima parte di gara, ora ovviamente il ritmo inizia a farsi selettivo, Paride cerca l'aggancio a Parinaz che ha accelerato, vediamo la retta opposta, 14.2, qualche difficoltà all'imbocco della piegata per Parinaz, Bellei riesce però a tenerla bene incamminata, Paride che prova l'aggancio in corda Perfect, al largo Plutonio, poi Pepe e Peredil, la retta di arrivo, Parinaz in vantaggio, Paride che prova l'attacco, Plutonio che scatta a centropista, Parinaz, Paride, Plutonio, il varco per Perfect Font e le battute conclusive sul palo. Che arrivo! Erano solo 6 e in 4 sono finiti in linea. Bello questo arrivo. E a questo punto, rivediamola. Perfect Plutonio Parinaz. Può darsi che sia così, però aspettiamo di rivederla perché pressione è fra i due, fra Perfect e Plutonio. Mi sembra di poter dire, però è un'impressione. C'è anche da rivedere il filmato della corsa, intanto esposto quindi il disco giallo, attenzione, c'è esposto il disco giallo, eccolo finalmente, ecco che suona anche la sirena, Parinaz alla corda, Perfect che cerca disperatamente un varco, all'esterno di Perfect Paride e al centropista Plutonio. Potrebbe essere Perfect da questa immagine, però attenzione, ci sono 3 cavalli in linea e un bel disco giallo, quindi tutta da vedere l'arrivo di questa quarta corsa del convegno premio Marcello Baldi. Per quanto riguarda il tempo al chilometro io ho 2:01,7, 1:15,9 il riferimento ufficiale.